Dopo det così, Gesù saltò fuori coi suoi discepoli di là dal rio dal Cedron, là che era un giardin, e lì entrò lui e i suoi discepoli. Anche Giuda, che era davvero tra di lui, conosceva bene il puesto, perché Gesù ci era tiattato tante volte ai coi suoi discepoli. Allora Giuda, chiappata su la compagnia dei soldati e le guardie dei sorestanti dei predis e dei fariseos, alvai coi ferai, torcias e armas. Gesù, sapendo che stava per capitare, ci faceva davanti e urdigè, cui c'è riso. I risponderi, Gesù il Nazaren, urdisch, i so io. Con loro all'era anche Giuda che lo tradiva. Finì di dire, i so io, a cessare e a plombare in partiera. Allora domandò un'altra volta, cui c'è riso, e loro gli disero, Gesù, il Nazareno. Gesù rispondè, use l'hai già detto chi so io, se dunque mi ceris me, lasciai là che chi. Così ci colma la parola che aveva detto, di che tu mi has dato non dai perduto nessuno. Allora Simon Pieri, che aveva una spada, la diava da fodra e molà un colpo al famei dei sorestanti dei predis, e cionciò la vorella diestra, che il famei aveva non malc. Ma Gesù gli dice a Pieri, torna a me la spada ta fodra, non ha forse di bevi il calice che il pari mi ha dato? Allora la compagnia dei soldati e il comandante e le guardie dei giudeos attiappare in Gesù, lo learin e lo menare in prendidut lì di Anna. Di fatto, lui era miser di Caifa, sorrestando ai predis di Chelant. Caifa era quel che urveve dat ai giudeos che sconsei, al conven, calmore, un nom sol pal popolo. All'avin devur di Gesù Simon Pieri e anche un altro discepolo. Quest discepolo era conosciuto dal sorrestando ai predis e all'entrà con Gesù dal cortile dal sorrestando ai predis. Pieri, invece, stava di fuori davanti alla porta. Agli esci dunque che l'altro discepolo che conosceva il sorrestando ai predis, gli fevelà la fantata e al facè entrare anche Pieri. Questa fantata, portonera, gli dice a Pieri, non sei tu anche tu un dei discepoli di quest'uomo? I rispondè, ponò la fe. Mediante che l'era freddo, i servidori e le guardie avevano impiato una foghera e stavano a ia sclipisci. Anche Pieri all'era con loro e si sclipiva. Il sorrestando ai predis all'interpellà Gesù a riguardo dei suoi discepoli e da sua dottrina. I rispondè Gesù, io gli hai fevelato franca al mondo, gli hai sempre insegnato a sinagoga e al templi, la che si dandongia a tutti i giudeos, e non hai mai detto nulla di squindon. Perché mi interpellis tu? Interpella che mi hanno ascoltato, ce curai dit. Ve, loro a san ce curai dit. Gesù non aveva neanche finito di dire così che una guardia di chesca era in ai molà un pataffa a Gesù di gente. Si risponde al così al sorrestando ai predis. E risponde Gesù, se hai fevelato mal, mostrami la che è il mal. Ma se hai fevelato ben, perché mi patafis tu? Allora Anna lo mandò leà dal sorrestando ai predis, Caifa. Tal frattim Simon Pieri stava a sclipisci. I diseri, non sei tu per caso anche tu un dei suoi discepoli? Lui al dinea e al disè, ponò la fe. I dice un dei servitori da sorrestando ai predis, parindi quel che Pieri aveva ciunciare la vorela, ponotio ovvio dutti ot al giardin con lui? Allora Pieri al tornà di Nea e giusta in quel al chiantà un dial. Allora menin Gesù di Caifa al pretori, all'era una vora buon'ora, e loro non entrare in tal pretori per non insociarsi e poder così mangiare la Pasca. Dunque Pilat al salta fuori la che era in loro e urdigè, ci accusa portais in davanti quintre di quest om. I risponderin, se quel chi non fosse un delinquente, non te varessi mettuta stos mans. Urdigè Pilat, tignisce il vuatrisch e giudicailu secondo la vostra legge. I digerin i giudeos, a no non us è permettuto di condannare a morte nessuno. Aveva così di colmarci la parola che Gesù aveva detto, intendin dice morte che aveva di morire. Allora Pilat all'entrà di nuovo dal pretori,
Acclamò Gesù e dice: Sei tu il re dei Giudeos? E rispose Gesù: Dici tu che è di chiaftò o te l'hanno contato altra sul mio conto? E rispose Pilato: So io per caso un giudeo? La tua int e i sorestanti dei predi stiamo mettute as mes mans. Che hai tu combinato? E rispose Gesù: Il mio ream non è di Cheshmont. Se il mio ream pal fosse di Cheshmont, las mes guardie si saresse imbattutas per non chi fosse consegnata a stos mans dai giudeos. Ma il mio ream non è di Chenti. E dice allora Pilato: Sei tu dunque re? E rispose Gesù: Tu dici anche tu che io sono re, perché io sono nasciuto e perché io sono venuto al mondo, per fare da testimoni alla verità. Tutti che sono da banda da verità, ascoltino la mia voce. E dice Pilato: Ma c'è la verità? Dopo detto così, al torna fuori nuovo la caere in i giudeos e ordisce: Io non chiate in lui nessun rimpin per condannarlo. Vuatri, però, i veis l'usancia che io us liberi qualchidun sotto Pasca. Voleis dunque che us liberi il re dei giudeos? Allora attaccarono a Beghelà, non lui, ma Barabba, e Barabba all'era un brigante.